Pioggia, vento, scariche di grandine, allagamenti, frane e smottamenti. In montagna strade chiuse e auto coperte da valanghe di detriti. In pianura alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Un'altra ondata ha colpito nella notte tra sabato e domenica il nord-est. In Veneto danni soprattutto nel territorio veronese. In Trentino Alto Adige si sono contati 50 litri d'acqua per metro quadrato. A Udine l'accumulo è stato di 82 millimetri. Il mese di luglio finisce così in archivio con l'attesa che da Roma arrivino contributi per far fronte ai danni, mentre il meteo continua a non dare tregua. Già domani si attende infatti una nuova perturbazione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 31 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il cambiamento climatico nella nostra regione. Abbiamo letto poco fa l'attacco dell'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi: tetti scoperchiati in città e frane in montagna, nord-est ancora flagellato. A Verona grandine e vento a 85 km l'ora. Zaia promette che lo stato di emergenza sarà esteso. I danni nel territorio a Trento, in provincia di Trento, a Daone, un cavo di alta tensione è caduto su un campo scout di Padovani. A Longare la croce del campanile è piombata sulla vettura del parroco. Passo Gardena, auto sepolte dai detriti, leggiamo sempre sul Gazzettino di oggi. Emergenza in Trentino Alto Adige, nubifragi e torrenti ingrossati. Forti temporali con una portata fino a 50 litri per metro quadrato hanno causato gravi danni in Alta Val Pusteria. Nubifragi in tutto l'Alto Adige con torrenti ingrossati, e il Gazzettino pubblica le foto delle auto travolte dai sassi. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Maltempo, altra sfuriata in Veneto, oltre 100 richieste di intervento. Zaia promette appunto l'estensione dello stato di emergenza anche al veronese. E anche i quotidiani del gruppo Gedi segnalano l'episodio, il fatto di Longare con la croce del campanile che ha sfondato l'auto del parroco. Longare naturalmente nel Vicentino. Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parlando dei nodi dell'istruzione in Veneto. I quotidiani del gruppo Gedi dedicano un'intera pagina alla scuola e alla difficoltà nel reclutamento degli insegnanti. Allarme cattedre, scuola caccia a 15.000 professori, meglio rispetto al passato, ma per matematica è crisi. Questo il titolo dell'articolo di Laura Berlinghieri. Anticipato il reclutamento, ma a settembre mancheranno ancora 6.000 docenti, questa è la previsione. E scade oggi il termine alle ore 12 per presentare la domanda di accesso al sostegno. A seguire partirà lo scorrimento delle graduatorie provinciali e poi un'altra chiamata, quindi sostegno, nodo ancora irrisolto, chiamata veloce per 1.312 posti. Sono i numeri naturalmente regionali del Veneto, quindi 15.000 professori che ancora mancano, 15.000 le cattedre scoperte in Veneto, ma il prossimo settembre il ritorno in aula dovrebbe filare più liscio che in passato, con, abbiamo detto, qualche nodo irrisolto, in particolare legato alla matematica e al sostegno. Voltiamo pagina. La politica regionale, siamo di nuovo sul Gazzettino. Europee, Fratelli d'Italia crede nel boom, la Lega teme crolli dei voti, Zaia dice io meglio in regione. Sono le prime manovre per le elezioni del 2024, i meloniani puntano a ottenere 5 eletti nel collegio nord-est. Nella Lega potrebbe correre Marcato, attuale assessore regionale al commercio, uno dei protagonisti nei mesi scorsi del congresso della Lega Veneta, congresso nel quale Marcato aveva annunciato la sua candidatura, che poi però negli ultimi giorni e nelle ultime ore disponibili non aveva più presentato, aveva deciso di fare un passo indietro dopo aver capito che non c'era spazio per lui. Il congresso regionale infatti è stato vinto dalla corrente salviniana della Lega Veneta, che si è affermata con percentuali davvero molto elevate, eleggendo il segretario regionale
Alberto Stefani. Ma vediamo invece nel centro-sinistra, nel Partito Democratico, a cercare il bis c'è Alessandra Moretti, che è eurodeputata dal 2019, e poi c'è invece l'ipotesi di Alessandro Zan, attualmente deputato, che potrebbe però correre per il Parlamento europeo. Scrive Alda Vanzana, anche il consigliere regionale Andrea Zanoni, e per l'Emilia Romagna l'attuale presidente della regione Stefano Bonaccini. Altro nome che circola, quello di Laura Puppato, ex senatrice, e naturalmente anche Achille Variati come Alessandra Moretti potrebbe puntare al bis in Parlamento europeo. Questo per quanto riguarda il Partito Democratico. Leggiamo le dichiarazioni ancora del presidente della regione Luca Zaia, che dice: di sicuro non farò il ministro, esclude anche una candidatura alle europee. Da Portocervo, dove era stato invitato alla Kermesse La Ragione, Zaia sabato sera non ha nascosto di volersi ricandidare come presidente della regione per una legge nazionale che prevede il limite dei 2 mandati. Non potrò ricandidarmi, non so dirvi cosa farò, di sicuro non farò il ministro e spero che possa sbloccarsi qualcosa a livello legislativo, consentendomi di correre ancora alle elezioni regionali da candidato presidente. Non è un problema che riguardi solo me o solo presidenti di regione guidate dal centrodestra, ha dichiarato Zaia. Insomma, questo lo scenario per le europee, le elezioni europee al momento. Naturalmente manca ancora molto tempo, ma la politica regionale è già proiettata nella primavera dell'anno prossimo, il 2024. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva dal Trentino. Un'orsa insegue 2 cacciatori, uno dei quali rimane ferito durante la fuga. L'animale era con un cucciolo, le associazioni denunciano, chiedono cosa ci facevano lì i 2 cacciatori, sono stati irresponsabili. Paura all'alba, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. Vediamo il titolo sul Gazzettino: disturbano l'orsa con il suo cucciolo, assaliti 2 cacciatori, uno all'ospedale. Il giovane ha cercato rifugio su un albero, ma la mamma dei 2 cuccioli appunto l'ha fatto cadere, esposto degli animalisti alla procura di Trento. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.